Va ora in onda Cosa si mangia oggi? Appuntamento giornaliero con la buona cucina, con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Un'esclusiva Veneto Globe e RC Radio. Cosa dire oggi? Salutare Armando è la più bella cosa che io posso fare ogni giorno. Ciao, per Armando. tutto il giorno. Per tutto il giorno. Anche se adesso a mezzogiorno dobbiamo sentire, perché noi le sentiamo. Sì, Ci sembra di averle qui vicine. Ascoltatori, queste amiche che stanno lì, che stanno padellando nei fornelli con le padelle, chissà cosa fate oggi. Te l'immagina? Sarei proprio curioso. La signora Maria, l'acqua padea che entrare così, entrare nelle vostre cucine, sarebbe ma può darsi che meraviglioso, anche perché vi darei un momento di aiuto. Non si sa mai. Sì. Te vedrà che inventiamo anche questo, come andremo no? a trovare le nostre amiche Bellissimo. in cucina fare a un programma mezzogiorno. che la radio di Conegliano entra nelle vostre case, il momento che voi state praticando la ricetta del giorno. Ma noi altri, Armando, se doveva fare non solo le ricette, se doveva fare anche altre trasmissioni insieme, le femo. Ma certamente. Sì, anche perché ho sentito che le nostre amiche in cucina, i nostri amici sono anche contenti di sentirci. Sì. Bene, anzi, bene. Noi quanto a ricetta che chiedemo, no? Noi quanto, come che vi esprimete, così che mi fa rallegrare la giornata, che magari gli ha fatto baruffa col marito e ora ti arriva magari questa ondata così di come che musiche che ma guarda che il marito che ancora arriva, allora devo preparare e se non le prepara ben guai, certamente. Senti, cos'è che te Bene, oggi abbiamo la salsa peppata, è una salsa che viene di solito è adatta per tutto ciò quello che è bollito, è una salsa peppata pearà, non la pevarala, pearà. E quindi questa è composta negli ingredienti, che vi le leggo, sono 70 grammi di midollo di bue, 40 grammi di burro, 60 grammi di molica di pane grattugiata. Ecco, non buttare mai via il pane. Mai, perché potete fare tante delle robe che noi... Mamma mia, invece te vede certo, quintai di pane. Mamma mia. Mezzo litro di ottimo brodo, di carne, sale e pepe nero, mi raccomando. Ecco, questa, come dicevo, questa salsa... Che differenza c'è dal pepe nero al pepe bianco? Allora, il pepe nero è molto più grassivo, molto più forte di sapore. Le so le robe, sì. Però che le domando per farvele sentire anche voi altri. È molto altri. più forte di sapore, di pepe, di sapore, di profumo, è molto più forte. Invece il pepe bianco è molto più tenue. Oppure può essere anche... una composizione di vari tipi di pepe, pepe rosa, pepe verde, pepe bianco, pepe nero, tutto assemblato assieme, che si trova dei piccoli molinetti ai mercati, no? E noi lì abbiamo una diversità di profumi di pepe, che quindi a quello noi mal, delle volte te a fare una bistecchetta, diciamo così, di poiastro, una fettina di poiastro fatta in padea, e per dargli un sapore più un profumo, un sapore più aggiunto, ti dà una masnada di questa composizione di pepe che dà un sapore meraviglioso. Senti qua che musica di profumi che abbiamo oggi. E posso garantire che quello che ti ho detto è una bella roba, perché andare al mercato, andare diciamo, anche nelle erboriste, no? Certo, dappertutto, sì. Ma quelle confezioni già preparate, piccole sono molto igieniche, e poi le trovate sì, già poi pronte, il bello è che restano sempre sigillate e rimane dentro, anche se è in grano, rimane dentro la sua fragranza, la sua stagionalità che ha, insomma. Quindi il procedimento per questa salsa pearà è che segue in questo modo. C'è una piccola casseruola capace di giusta misura, sciogliete, veda sciogliere a fuoco dolce il midollo unendo un mescolo di brodo, aggiungete il pane, il burro e mescolate il tutto per bene aggiungendo ancora un po' di brodo e lasciate boger pian pianin, ma molto pian, proprio che sta sotto il boior, 2 ore circa. Ogni tanto che stia vicino a dargli una mescolata, per evitare che questa salsa la si tacchi nel fondo della pignatea. Salate un pochino, dopo passare questo percorso, un pochino, e qua è il momento generoso, che deve essere generoso, che è una bella grattata di pepe nero masnà al momento.
Sì, il profumo bello intenso. Sì. Quindi questa mescoli tutto bene, questa salsa risulterà molto ma molto peppata, che questa è la sua caratteristica, e se appare che risulta che è ancora troppo densa, gesontenato il giossetto de brodo a farla venire a densità giusta, perché dopo va messa sui tocchi di carne. Fatto questo, che c'è altre versioni per questa salsa, caro Bruno Pearà. Che c'è la versione che mette il giosso del limone, che c'è la versione che mette un fiato di aseo, che c'è chi addirittura che mette una manciata di parmigiano grattugiato. Ecco, queste sono le 3 varianti per la salsa Pearà. La salsa Pearà, come dicevo prima, si presta molto ma molto bene per tutto ciò quello che è bollito nella carne. Può essere il cotechino, può essere un manzo, può essere una gaina, un capon, una testina di vedeo, un tocco di porseo che viene buono anche qui o lesso, no? Ecco, tutto ciò ricordevi sempre, mie care amiche, che quando che fai un bollito, che butti i tocchi di carne dentro nell'acqua, deve partire tutto a freddo. Quindi si butta il tocco di carne che avete, si butta dentro nell'acqua, si impista il forneo e da là comincia il bollore. E là dove stare vicino, essere gelose di sto brodo che viene su, come quando che magari per caso da lontano vede vostro marito che magari si ha che il diavolo con una... E magari voi altri se dà il telefono col moroso e fai brusare anche mamma mia. Oppure ma chi lave, cosa dici? Tutte queste morose che te gai in giro, che le te ascolta, le te sente, no, ha molta fiducia, insomma. Spero di contenermi a sempre. Se un personaggio come te, se non avessi una moglie così grande. Quindi tornando alla feboia sto brodo, quando che si alza il bollore vede schiumare tutto un pochettino sta impurità che entra, e dopo quindi gli mette sopra sta roba. E dovevo raccomandarsi, perché questa è una come si chiama? La Pearà. La Pearà, sì. La è anche afrodisiaca. La Madonna, scusa Bruno. Allora attenzione che arriva il marì. E poi ti dà stimolo di eccitazione, perché ovviamente dentro come il peperoncino ovviamente molte calorie, quindi queste allora il piacere della cucina. Ma sono 2 modi di esprimere in questo fuoco di calorie che può essere peperoncino, può essere pepe verde, come in questa cosa, sono 2 modi. O si fa questo sfogo così naturale, così, oppure può essere un sfogo sessuale. Fermiamoci qua, salutiamo i nostri ascoltatori, ascoltatrici. Bene. Mi raccomando, domani siamo qua ancora con l'altra ricetta. Ciao Armando. Bruno, buon arrivederci, buon appetito a tutti. Grazie. Avete ascoltato Cosa si mangia oggi? Con Bruno Zanette e lo chef Armando Zanotto. Appuntamento a domani.